Il primo caso di coronavirus è arrivato anche nella nostra provincia e si è verificato a Sciacca. Isolato infatti un reparto di medicina, dove una giovane dottoressa in servizio al reparto descritto dell'ospedale Giovanni Paolo II è risultata positiva al tampone. Il medico, che ha avuto un leggero malore, si è prontamente recato al pronto soccorso per i controlli necessari. Dopo la prima tacca ha eseguito il tampone, che ha dato esito positivo. Pare che il contagio è avvenuto per mezzo della sorella, che risiede in provincia di Lecco. Così la dottoressa è stata messa subito in isolamento. Si è provveduto anche a isolare il reparto di medicina dell'ospedale di Sciacca. Anche il reparto di radiologia è stato disinfettato ed è subito tornato operativo. I 2 medici in contatto con la dottoressa sono stati messi in quarantena. Noi avevamo già aperto il centro operativo comunale qualche giorno fa in via cautelare e prudenziale, quindi è evidente che a fronte della circostanza che abbiamo un caso positivo di coronavirus nella nostra città, questo COC è stato convocato e si è fatto il punto della situazione. Abbiamo un'interlocuzione continua con l'ASP, ma anche con la prefettura, con le forze di polizia, quindi diciamo, abbiamo un'interlocuzione a tutti i livelli. In questo momento abbiamo questo caso che dobbiamo ritenere isolato. La cosa di fondamentale importanza è che verosimilmente il contagio non è avvenuto a Sciacca, ma è avvenuto in un'altra città della regione siciliana. Non è neanche vero che questo soggetto sia andato nella zona rossa o nelle regioni, perché non è così. È evidente che si stanno ricostruendo tutti i contatti che ha avuto per poter mettere in quarantena fiduciaria per cautela tutti quelli che sono venuti in contatto con questo soggetto. Per il resto sono stati attivati tutti i presidi necessari. Il medico è stato portato subito in ospedale a Caltanissetta, al Sant'Elia. Intanto l'ASP di Agrigento sta monitorando attentamente la situazione, provveduto a effettuare anche i tamponi ad altri medici dell'ospedale e ai pazienti ricoverati per vedere se anche altra gente è stata colpita dal virus. E l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è stato individuato tra i nuovi centri autorizzati a svolgere l'analisi dei tamponi, oltre a quello di Palermo e Catania. È stato infatti attivato un laboratorio presso il reparto di patologia clinica e messo anche a disposizione un numero telefonico, lo 0934 55 99 55, da chiamare nei casi di urgenza ove si manifestassero i sintomi, evitando di recarsi presso il pronto soccorso e seguire i protocolli indicati. Intanto anche l'ex questore di Agrigento Maurizio Remma, trasferito in servizio a Bergamo, è risultato positivo al tampone del coronavirus, insieme anche al prefetto della città. Un contagio asintomatico, ha detto il questore. Lavoro in questura colloquando con i miei uomini a distanza con il cellulare e il computer. Peccato che non posso stare con loro. Tra 10 giorni il tampone sarà ripetuto per vedere l'evoluzione e seguire il protocollo previsto. Anche nella nostra città di Agrigento c'è piena mobilitazione su come attenzionare il problema del coronavirus. Il sindaco della città, Firetto, ha infatti riunito il COC, centro operativo comunale, attivato giorni fa, cui fanno parte anche i rappresentanti della Protezione Civile Comunale e Provinciale, dell'ASP, della Prefettura, delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa, del Pubblico Soccorso. Una serie di richieste saranno effettuate sia all'ASP che all'assessorato regionale alla sanità, tra queste la piena operatività della tenda triage all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale agrigentino, corsie separate per il ricovero di eventuali casi sospetti, forniture di mascherine adeguate, verifiche e potenziamento dei posti di terapia intensiva e rianimazione. E sempre in tema di prevenzione dei contagi, l'assessore alla sanità Ruggero Razza, di concerto con il governatore Musumeci, ha dichiarato che i controlli presso gli aeroporti siciliani di sanità marittima e di frontiera vengono regolarmente eseguiti nei confronti dei passeggeri che arrivano sia con voli internazionali che in particolare dalle aree endemiche italiane come Milano, Bergamo, Venezia, Verona, Pisa, Treviso, Genova, Torino e Roma.